profondamente commosso. Vi assicuro che non riesco a trovare le parole adatte per ricambiare i sentimenti espressi nei miei riguardi, sia attraverso le parole di Fiorella, il pensiero presentatomi da Gianpietro, le parole di Don Michele, sia anche con i canti eseguiti dai cantori durante la Santa Messa, come pure da questo particolare appuntamento di saluto e di congedo che continuerà anche dopo la celebrazione con un momento di festa presso il capannone dei festeggiamenti. Grazie di tutto cuore del vostro gentile omaggio, espressione di affetto e di amicizia che si sono create nel corso di 26 anni trascorsi insieme. In questa particolare circostanza, desidero rivolgere un vivo ringraziamento al signor Sindaco del Comune di Codogné, Avvocato Roberto Vett, alle autorità civili e militari, alla dottoressa Maria Benetton, che in questi anni mi è stata ed è tuttora particolarmente vicina come medico, e a tutti gli ospiti presenti. Inoltre a Don Michele e a Padre Daniele, che hanno concelebrato con me questa Eucaristia, e a Don Marco, che domenica prossima rivolgerà il saluto alla comunità di Cimetta e a tutta l'unità, con l'augurio sincero di ogni bene per il nuovo incarico che gli è stato affidato. Con loro un ricordo anche ai sacerdoti che ho incontrato nelle parrocchie dell'unità pastorale dei 26 anni di permanenza a Cimetta, compresi Monsignor Bruno Pizzato e i padri deoniani di Conegliano. Infine alle reverende suore figlie di Maria Ausiliatrice, che per 81 anni hanno lavorato, hanno messo a disposizione dei bambini della scuola materna e di tutta la comunità le loro energie e le loro capacità. Alle reverende suore che per diversi anni mi hanno aiutato nella scuola materna e nella vita pastorale della parrocchia. E quel Signore le ricompensi degnamente e dia loro tutte quelle grazie di cui hanno bisogno. E vorrei ora concludere, o carissimi, con una esortazione di San Paolo che dice così: vivete nella gioia, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, andate d'accordo, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ecco, grazie di nuovo a tutti indistintamente, grandi e piccoli.